Allora, abbiamo visto questa stupenda ricetta e adesso vi presento anche un'altra ospite che ci ha raggiunto, Elena Grandi, presidente Confcommercio di Rovigo. Grazie di essere qui con noi. Qual è la prima provocazione che facciamo alla nostra Presidente Edison Mariva? In che cosa la mettiamo in crisi? Parlavamo di credito. No, deve raccontarci il tema del credito all'impresa. Dicevo crisi come battuta perché in realtà è frutto anche di una situazione un po' critica. Sicuramente ci racconterà cose interessanti. Ecco, che cosa avete fatto voi, cosa state realizzando e in che cosa consiste questo progetto? Allora, noi nella provincia di Rovigo stiamo proprio rilanciando per i nostri soci il tema credito. In un momento come quello attuale in cui tutte le aziende hanno difficoltà anche a gestire il quotidiano, purtroppo, noi li stiamo cercando di aiutare con il sistema dei confidi, che è un sistema che tutte le Confcommercio hanno, quindi ormai diciamo, siamo orientati sul sistema del confidi 107 per essere più precisi, perché dà maggiori garanzie anche all'istituto di credito. Questo permette al socio, all'operatore, quindi diciamo all'operatore economico, di riuscire ad avere una parte della garanzia direttamente da questo confidi. Molto importante perché a questo punto la banca non richiede più la totale garanzia all'imprenditore, ma viene, diciamo, affidato in parte anche grazie alla confidi di Confcommercio. Ci sono dei requisiti particolari per poter accedere a questi benefici? Ma diciamo che requisiti particolari non ci sono, l'importante è che le aziende abbiano dei business plan costruiti in modo significativo, che siano attive al momento in cui vengono da noi e che abbiano anche delle idee innovative, perché noi molto spesso stiamo lavorando anche in questo momento anche con le stesse start-up, quindi in un momento di crisi come questo anche i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro non devono avere pregiudizi nel fatto che l'associazione non possa aiutarli per quanto riguarda proprio il sistema del credito. Noi proprio per le start-up abbiamo tutta una serie di misure particolari, molto spesso favorite anche dalle camere di commercio, alle quali noi ci affianchiamo sempre e lavoriamo in sinergia per dare il maggior servizio possibile ai soci. Questa iniziativa della provincia di Rovigo, che è molto interessante, soprattutto in questo momento, è estensibile anche a tutto il territorio, a tutte le altre province del Veneto? Allora dobbiamo un po' contestualizzare questa bella esperienza che ci ha raccontato la Presidente Grandi nel momento del rapporto tra imprese e banche. Proprio nei giorni scorsi la Confcommercio Nazionale ci ha presentato un'indagine molto preoccupante. Dice che per esempio i tassi sugli scoperti delle imprese, delle piccole imprese del commercio, vengono a costare a queste imprese 3-4 volte in più di quanto costano le imprese grandi. Questa è una... Come sempre il piccolo sta la bastonano. Perché il mondo bancario, benissimo, dopo alcune scelte europee, sta cercando a sua volta di rafforzarsi, sta cercando di concentrarsi e proprio l'altro ieri il Presidente Renzi ne ha fatto un'altra delle sue, ha fatto un decreto legge in base al quale obbliga le popolari, e qui ne abbiamo 3, quelle che hanno un utile superiore agli 8 milioni di euro, la Vicenza, la Verona e la Veneto Banca, a cambiare pelle. Cosa vuol dire cambiare pelle? Ora, queste sono formate da un azionariato popolare che ha il peso elettorale pari a una testa, cioè indipendentemente da quante sono le quote che ciascuno ha sottoscritto, vota per uno. In una banca, invece, in una SpA, si vota in base al capitale che si esprime. Certo, sì. Ecco, la Renzi vuole che anche queste popolari si trasformino in SpA e quindi vuole sostanzialmente introdurre la grande finanza all'interno di queste banche popolari, che sono quelle che in questi anni di crisi sono state più vicine alle imprese. Ci hanno agevolato. Infatti, che cosa va a cambiare in questo senso, spiegandolo? Può darsi che ci siano fusioni, può darsi che queste popolari salvino i 2 scandali bancari italiani che sono il Monte dei Paschi di Siena e la Carige, e quindi ma soprattutto pare che diano lo spazio anche a capitali esteri di entrare nel nostro mondo bancario. Cosa vuol dire? Che c'è ancora più rischio per la piccola impresa,
che la piccola impresa è un lusso che qualcuno vuole che noi non ci manteniamo. Ecco perché il sistema regionale di Confcommercio sta andando verso un percorso di fusione di questi consorzi FIDI provinciali per arrivare a un grande consorzio FIDI regionale. In questo modo ha più potere di copertura dei rischi che corre per conto delle imprese, ha più capitale e naturalmente, avendo sempre un'intelligenza delle Confcommercio provinciali, perché questo è garantito, saremmo vicinissimi alle imprese pur diventando più forti. Questo è un progetto molto interessante, non ci sono altre regioni che lo stanno facendo, ma il Veneto è abituato a fare da apripista, no, sulle cose. Certo. Ecco, non è solo la prima regione turistica italiana, vuole essere la prima regione anche sul credito, ma a fronte di un problema veramente complicato. Le sofferenze stanno aumentando per imprese e per famiglie. L'80% in più per le imprese e il 40% in più per le famiglie. Cioè il rapporto dell'italiano col credito è un rapporto difficile, complicato. Ecco perché questi consorzi FIDI hanno bisogno delle camere di commercio, ma della stessa regione. Sicuramente. Però le camere di commercio le stanno un po'... Appunto, hanno meno soldi da investire per coprire queste garanzie, per cui la regione deve sostanzialmente rivisitare Veneto Sviluppo. Esattamente. Giusto? Perché certo. Veneto Sviluppo è funzionale, ne abbiamo parlato altre volte, alla cultura dominante del paese, della regione, che è la cultura dell'industria manifatturiera, che va benissimo. L'industria manifatturiera è efficiente e ci fa stare tranquilli, ma non basta. Bisogna che il terziario diventi più efficiente, più moderno e abbia capacità di investire. Per cui ha bisogno di andare a chiedere soldi alle banche e bisogna che noi aiutiamo a farlo senza svenarli. Lei cosa ne dice in questo aspetto? Sono d'accordissimo su quello che ha detto. Infatti le piccole imprese hanno, che noi, ripeto, noi nel Veneto siamo anche fortunati perché abbiamo del turismo. Perciò avendo il turismo noi abbiamo delle città che stanno abbastanza bene, abbiamo delle città d'arte, di conseguenza stiamo abbastanza benino nel dire che nell'85, 86, 90, fino al 90 si stava bene. Adesso si sta benino, adesso ogni azienda piccola deve fare veramente dei salti mortali. Finché riesce a resistere. Finché riesce a resistere, perché ci hanno messo un sacco di paletti nelle assunzioni. Loro alla televisione continuano a dire che invece è facile assumere. Sì. E no, è una difficoltà tremenda. Propaganda. Esatto, è una difficoltà tremenda. Ma ne parlavamo ieri sera col vicepresidente degli industriali, Miotto, che diceva assumere un giovane è molto complesso, è meglio assumere chi ha già una certa ma lei prenda anche il tessuto sanitario stesso, lei prenda tutto quello che c'è in sono delle procedure pazzesche. Ma è pazzesco, infatti sul discorso di prima del Presidente, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere apolitico, non dovrebbe avere nessuna carica politica e allora può ascoltare la destra, la sinistra e il centro. Purtroppo non sarà così, infatti quello che ha detto il signor Riva sul fatto di Renzi, della sua ultima di ieri della banca, è veramente vergognoso. Ma addirittura ne ha fatte altre. Adesso l'interinale, chi ha avuto un interinale lo scorso anno deve denunciarlo entro il 30 di gennaio ai sindacati che ha avuto. Cioè, ma cosa c'entra queste cose? Ci stiamo inventando un sacco di cose burocratiche per mettere in difficoltà il piccolo. Anche questo dell'interinale è nata anni fa, prima di Renzi devo dire, molti anni fa. Giusto, è vero, sì. E mette in condizione l'impresa che ha bisogno di avere un personale così per un certo periodo, per far fronte a dei carichi di lavoro non imprevisti, programmabili, di attingere a un serbatoio di dipendenti che è fatto da società specializzate, ma pagandolo il 20% in più. Un servizio. Perché c'è un servizio aggiuntivo. Allora, esatto. Questo viene usato, viene utilizzato, però è un appesantimento burocratico. Noi stiamo morendo di burocrazia e non è solo colpa della politica, diciamo Presidente, è colpa dei burocrati. È colpa dei burocrati, per la miseria. Questo, assolutamente. Sì, questo bisogna dirlo. E soprattutto io ho visto cosa prendono i dipendenti interinali confronto a quello che paga l'azienda. È una cosa pazzesca. Cioè, qua parliamo di 20 euro all'ora all'azienda, costo contro i 6 che prende, 7 che prende il dipendente. Questa è una cosa che non è possibile, perciò dobbiamo rivedere queste cose. Bisogna avere un'assunzione molto più facile e soprattutto dopo bisogna essere in grado di lasciare a casa delle persone se non servono subito.
questa non è una scusa per dire si può licenziare, assolutamente, perché un'azienda che ha bisogno di alcune persone non le lascerà mai a casa, se dopo sono delle persone valide farà dei salti mortali per tenersele. Il problema è proprio che quando ci sono delle persone che sono un peso perché non fanno niente, restano a casa o cose del genere, diventa complicato. Complicata è la maternità al giorno d'oggi, signori, io personalmente ho avuto una persona che è stata a casa 2 anni. È inutile che uno mi dica ma paga lo Stato, non è assolutamente vero che paga lo Stato, paga l'imprenditore. Allora l'imprenditore a questo punto qua cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo metterci d'accordo nel nostro paese quando andiamo per diritti e tutela dei diritti. Esatto. Perché se questa tutela dei diritti è costosa e per il datore di lavoro e per il dipendente che si vede erodere dalle tasse una buona parte del suo castelletto, evidentemente è una tutela insignificante, anzi dannosa. Ed è questo il dibattito di questi mesi, cioè noi svoltiamo se riusciremo a risolvere questi problemi chiave che sono più importanti delle cosette che stanno discutendo in Parlamento adesso. Dico bene? Anche perché proprio ieri noi abbiamo fatto una conferenza stampa in merito al welfare proprio su Rovigo per un progetto che stiamo seguendo come Confcommercio Veneto in realtà. Oggigiorno che fanno welfare, quindi che vanno di supporto anche alle famiglie dei dipendenti, sono le aziende, perché i comuni, la regione non sono più in grado di affrontare certe problematiche. Si stanno ritirando da quel mondo. Noi abbiamo delle imprese altamente virtuose che per le mamme, per le donne, ma anche per i dipendenti normali, faccio l'esempio, guardiamo caso anche noi con gli enti bilaterali, seguiamo e cerchiamo di essere anche di supporto alle famiglie che hanno un handicap, che quindi hanno in casa una persona. Quindi fate molto di più voi che non a livello istituzionale. In questo momento stiamo facendo di più noi, quindi abbiamo detto con il sistema welfare net che abbiamo proprio creato in questo periodo, vogliamo riuscire ad essere di supporto, quindi non è vero che l'azienda, cioè quello che a volte si percepisce, che crea una tristezza enorme in noi imprenditori, è che noi vogliamo essere, come si dice sempre, vogliamo il contratto di lavoro migliore per noi e non per il dipendente. Non è vero questo, perché se abbiamo i dipendenti validi, ce li vogliamo tenere. Stessa cosa vale per i giovani, cioè le Confcommercio oggigiorno stanno puntando tantissimo sulla formazione. Chiaro, no, ma infatti questo è un discorso fondamentale per capire anche un giro, è che non tutti sono così e per cui emergono come sempre anche le mele marce, che bisogna comunicare queste cose virtuose, esatto. a questo punto farle sapere perché è fondamentale. Abbiamo la pubblicità, pochissimi secondi, poi siamo di nuovo con voi.